battuta iniziale il direttore di gara, il signor Caruso di Viterbo, Giuliano e Margherini di Priato e Siena sono i due assistenti. Adesso soltanto l'ultimo controllo del cronometro e partita la gara subito con il Locri in possesso di palla all'indietro, la giocata per il primo colpo di testa che viene affidato a Somma, si lotta sulla cerchia di centrocampo, il capitano di questa squadra Dodaro prova ad amministrare il pallone, arriva da una parte Castellini, riesce comunque ad amministrare per Vitale che salta l'avversario, va a lanciare sulla corsia di sinistra dove arriva De Luca. Il duello uomo contro uomo con Mazzone, poi De Luca riesce a filtrare su quel fronte del campo, arriva comunque Dodaro a dare manforte alla linea difensiva. Lodi adesso sulla cerchio di centrocampo con calma, Lorenzini, attenzione perché il Catania deve fare particolarmente cura a seguire quelli che sono gli uomini del fronte offensivo, ma attenzione adesso c'è il Catania in possesso di palla, interno del rigore, viene liberata l'area di rigore, la rimessa con le mani, si occuperà Vitale proprio sotto la tribuna dove sono insiemati gli oltre 1300 spettatori venuti da Catania. Che bandiere, che sensazione comunque di trovare a tutte le latitudini del calcio appassionati che comunque seguono le loro squadre con la stessa passione. Rapisardi, il suo primo pallone giocato adesso sul versante di destra del campo, lo sbaglia però nel contropassaggio per Somma, adesso può partire sul fronte offensivo di sinistra Furina, tutti all'impiedi, ovviamente dobbiamo alzarci anche noi, arriva anche Lodi però su quel fazzoletto di campo mette il pallone fuori, buono il movimento anche là davanti della numero 10, l'argentino Romero, che si era fatto vedere tra le linee dei centrocampisti, pronto a raccogliere il pallone di ritorno, liberata comunque l'area di rigore. Si riparte nuovamente da Lodi, i due centrali difensivi giocano alti per il Catania, l'appoggio per Castellini sul versante di sinistra del campo, poi incespica sulla pallone Palermo classe 2003, gioca dal primo minuto questa partita l'ex giocatore del Paternò. La rimessa con le mani per quanto riguarda il Catania, la batte Castellini, poi l'1-2 con Vitale, ultimo tocco, guadagna qualche metro la formazione rossazzurra, l'arbitro comanda ancora una volta la rimessa con le mani a favore del Catania. E ancora buona domenica a chi praticamente ci segue in streaming da tutte le parti del mondo. È una partita di cartello nonostante si giochi in questa categoria. Lorenzini, l'appoggio per il primo pallone giocato da Rizzo, che adesso comunque arpiona benissimo, mette al centro dell'area di rigore la prima parata di Ianni, l'estremo difensore, maglia numero 12 per lui, si stava avventando sulla palla Manuel Sarao, non ci sono scintille ovviamente tra lui, soltanto una stretta di mano e si riparte subito con una grande velocità. Maillet, giocatore senegalese, si fa vedere Mazzone che raccoglie sul versante di destra del campo, poi la girata di prima intenzione per Furina, non controlla bene il pallone, arriva su quella palla invece centrale difensivo Lorenzini, Rapisarda, il controllo subito al traversone, allo spavento all'interno della rigore, si era praticamente tuffato De Luca. Vitale però riesce a mantenere il pallone sul rettangolo di gioco, anzi no, dice il primo assistente del direttore di gara, il signor Giuliano di Siena, che ha alzato la bandierina, ha detto che il pallone è andato fuori. Si riprende quindi con una rimessa dal fondo, subito lì con ritmi particolarmente sostenuti, sia il Catania che ovviamente viene qui colpito dalla capolista, sia il Locri che non la gioca come vittima sacrificale di una squadra che ovviamente è una componente tecnica di gran lunga superiore, ma che ha fatto invece di contro il Locri di programmazione virtù, se è vero come è vero che là davanti c'è un signore che si chiama Carella che ha realizzato 13 gol, un altro si chiama Ficarra che ne ha realizzati 8, Forina ne ha realizzati 5 e poi sulle corsie l'argentino Romero che manco a dirlo ne ha fatti 3. Squadra che quindi segna con tutti i giocatori da qualunque posizione, ma che comunque annovera il capocannoniere di questo girone I. Lorenzini, cerchio di centrocampo, Castellini, poi Vitale va sulla portatore di palla, ancora una volta Castellini, non è pregevole il suo tentativo di rinvio, lo perfeziona invece Lorenzini, si fa vedere Sarao, scappa dalla guardia di Mbaye che però lo rallenta quel tanto per consentire a Ianni l'arrivo in precedenza. E adesso con retropassaggio per Ianni
Palermo non se l'è sentita di andare a cercare una progressione offensiva. Ora Bisarda di testa, Lorenzini e Lodi, capitano di questa squadra, con calma, nessuno va in marcatura serrata su di lui. Si era fatto vedere Carella da quelle parti, ma preferisce conservare le energie il numero 9 argentino della formazione di casa, lui che è sotto rete, sotto misura, in grado di poter realizzare in qualunque momento della partita. Grande sciabolata per Vitale, lato corto della rigore, buono il gioco di gambe di Vitale, Troselva, arriva il tiro e il gol del Catania, il gol del Catania che arriva al minuto quinto con il classico ormai di Chiarella, giocatore che si è praticamente inserito tra le linee difensive, pasticcio per quanto riguarda i centrali della Locri, e Chiarella è andato facile con una diagonale, non gli è parso neanche vero di poter battere di piatto di sinistro l'estremo difensore Ianni, e la partita che subito si mette in salita per il Locri. Guardate la giocata di Vitale, poi praticamente allungato sul passo di Chiarella il pallone da parte di La Rosa, e quindi il gol che è arrivato al 6° minuto nel corso di questo primo tempo, manco a dirlo, è stato proprio Chiarella, Marco Carli. Eh sì, e qua è grande esultanza nella panchina del Catania, con Zeoli che qua è saltato sulle spalle di Ferraro, mentre Betters controlla agevolmente questo pallone. È ovviamente un'azione voluta quella del Catania, con Rizzo che ha servito, ha cambiato gioco dall'altra parte per Vitale, che è riuscito a inserirsi nella difesa del Locri, e poi il gol. Per quanto riguarda la chiave difensiva del Catania, ti segnalo attenzione massima da parte di Somma soprattutto, ma anche di Lorenzini per Carella, dicevi tu, che è il capocannoniere del campionato, attenzione massima per lui. Mentre per quanto riguarda la difesa del Locri, Mazzone gioca a sinistra e Palermo gioca a destra. Che è stata bella la giocata di Vitale sul taglio da parte di Rizzo, che ha cambiato gioco. Buono il doppio passo all'interno dell'area di rigore, poi messa al centro, linea difensiva della Locri che deve fare a meno di Luca, e quindi ha dovuto cambiare qualcosa il tecnico della formazione Amaranto, e si è visto perché sull'appoggio corto è arrivato con la sinistra Chiarella. Lodi il calcio di punizione, lo batte Sarau, invece lo gira di testa troppo alto sulla traversa, dove c'è il reticolato che protegge dai palloni le macchine dei dirigenti del Locri. Con calma adesso Ianni deve giocarla con i piedi, ancora una volta La Rosa, poi Baie, controllo sulla corsia esterna per Mazzone, prova praticamente a dare maggiore slancio Furina, lo scambio ancora una volta lì al centro con Mazzone, attenzione perché può partire il Locri, si era fatto vedere Romero a tu per tu con l'estremo difensore Catania Betters, ma è stato chiuso nel momento del lancio e la verticalizzazione centrale. Il Catania può amministrare il vantaggio, ricordiamolo che è giunto al 6° minuto nel corso di questo primo tempo, manco a dirlo, è stato Chiarella che da qualche settimana davvero vuole arpionare il trono di capocannoniere. Da quando ha iniziato a segnare Chiarella non si è più fermato e continua con un exploit importantissimo, ma anche un sistema di gioco che permette proprio agli esterni di centrocampo di andare in seconda battuta sui palloni sporchi, quello che è arrivato dalla linea difensiva. Lo scontro tutto regolare tra Somma da una parte e Carella dall'altra, che leva il fallo il capocannoniere del torneo. Si riparte invece dal cerchio di centrocampo con Francesco Lodi di sinistro, ancora una volta Chiarella, stavolta praticamente il doppio passo non gli riesce, preferisce scaricare all'indietro per Rizzo, si fa vedere Francesco Lodi con calma, ci sono ampi spazi per manovrare il pallone. Lorenzini si intesta la giocata, va avanti, palla al piede, lo scambio con Sarau, non ha un ottimo controllo Sarau, voleva mettere in movimento De Luca, potrebbe partire a questo punto il
Locri, c'è il primo cartellino giallo, se lo becca Lorenzini, fallo lì al centro del campo su Romero e subito direttore di gara che se n'è accorto, evitato la ripartenza, è andato con le misure ruvide a carico del capitano Dodaro. Si è accorto di tutto il direttore di gara, strattò il cartellino giallo, si è rialzato nel frattempo il numero 8 della formazione di casa, che adesso riparte nuovamente dal senegalese Mbaye, scarico su Mazzone, solita giocata per linee orizzontali, prova adesso invece il giro palla su Palermo, si fanno vedere là davanti i tre del fronte offensivo, è stato Ficarra che adesso ha provato l'avanzata, Ficarra gioca sulla destra, Furina gioca invece sulla sinistra, Carella ovviamente è il riferimento centrale. Ficarra è stato interessato da questo lungo lancio ma si è perso praticamente nella terra di nessuno. Lorenzini, Francesco Lodi sullo stretto, ha preso ormai da qualche settimana il comando della cabina di regia difensiva insieme ovviamente al capitano di quella fascia Lorenzini, insomma, che sta giocando sempre con grande autorevolezza. Oggi ovviamente, così come diceva Marco Carli, ha il compito di andare in prima battuta sulla capocannoniere di questo campionato, Carella. Nel frattempo prova a ridisegnare nuovamente una squadra corta dalla panchina il tecnico Pietro Martelli, che ricordiamo sostituisce lo squalificato Mancini nel corso di Locri Licata, mandato a quel paese in maniera piuttosto colorita. La terna arbitrale, per lui 2 giornate di squalifica, ha saltato questa partita, ma attenzione perché Pietro Martelli, che è il preparatore dei portieri, ha uno score di 0 sconfitte tutte le volte che è stato chiamato nella sua carriera a dirigere le operazioni di gioco dalla panchina per squalifica del primo titolare. Non ha mai perso, potrebbe essere questa la prima volta. De Luca avanza, palla al piede, lo scarico per Rizzo, attenzione, Rizzo può caricare il destro, stavolta il pallone che si perde abbondantemente alto sulla traversa, scacciato male, doveva praticamente servire sulla corsa a Chiarella. Guardate come si era fatto vivo prima De Luca, poi Rizzo, guardate, si era fatto avanti proprio Chiarella che aveva il pallone sul lancio, ha preferito invece, si è fatto ingolosire il numero 18 della formazione rossa-azzurra, lasciando sia Sarao, che era in posizione più centrale, ma dritto per dritto avrebbe potuto servire il numero 31 della formazione rossa-azzurra, che adesso continua a mantenere la posizione di esterno a destra, quando invece ha realizzato il gol al 6° minuto nel corso di questo primo tempo. Sulla sovrapposizione aveva tagliato sull'altra parte del terreno di gioco, uno schema provato dalla formazione rossa-azzurra. Baghe, posizione centrale, si lotta sul cerchio dei giocatori maggiormente talentuosi del reparto di centrocampo, anche se Romero è una seconda punta. È dato in affidamento Francesco Lodi, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della Catania. Non sono particolarmente d'accordo i giocatori della Locri. Romero continua a mandare a quel paese il direttore di gara, che comunque fa finta di niente. Non dobbiamo lasciarci ingolosire dalla voglia di mettere spigoli in una partita che comunque si è basata finora su un enorme fair play. Insomma, per Lorenzini, Lodi non attaccano lo spazio i giocatori del Locri, aspettano che il Catania provi ad amministrare la partita. Poi Rizzo sbaglia la misura, favorisce a questo punto la controavanzata dei giocatori del Locri. Di petto arriva Somma, che abbiamo parlato di un giocatore in grande crescita, vitale, sradicato il pallone dai piedi da parte di Marrazzo, l'apertura sul versante di sinistra per Furina, tutti all'impiedi, ma Furina viene praticamente bloccato da un'azione riparatoria da parte del numero 18 della Catania, Rizzo. Troppo lungo e profondo il tentativo di servire Chiarella, in 2 su di lui, in anticipo Ianni, con calma dalle parti di La Rosa, poi lo scarico su Palermo, classe 2003.
palleggio di Palermo, il controllo, poi giocata all'indietro, si fa vedere Mazzone sull'altra corsia, preferiscono invece lo sgancio per linee centrali. Payet gioca facile, il giocatore senegalese, sempre passaggi elementari per lui, gli vengono chiesti comunque, non compete a lui la verticalizzazione del gioco. Sbagliano invece adesso nel lungo lancio che intendeva servire sul fronte offensivo Carella, ma troppo profondo, troppo lungo. Arriva anche prima di tutti Peters, adesso c'è Somma, Lorenzini e Marco Carli a bordo campo per raccontarci quello che sta succedendo soprattutto alla panchina dell'Ocri, che non vediamo dalla nostra postazione perché ovviamente i tifosi dell'Ocri preferiscono vedere la partita quando possono all'impiedi. La chiusura di Payet un po' provvidenziale e un po' fortunosa ancora una volta su Marco Carella, poi Rapisarda si pestano i piedi con Rizzo, De Luca che nel frattempo è sopraggiunto, c'è area di giallo, arriva De Luca, va a protestare all'indirizzo del direttore di gara, poi dice lo so che c'è lei. Qui sul rettangolo di gioco si è infortunato Rizzo, mentre è tutto pronto per il cartellino giallo e senza colpo ferire. Dopo le proteste veementi che erano state quelle di Romero, adesso dopo il fallo ovviamente non può che esserci il cartellino giallo per lui. Per 2 volte l'arbitro l'aveva graziato dopo che aveva protestato vivacemente per non avere concesso un calcio di punizione a favore dell'Ocri piuttosto che al Catania. Poi Romero se n'è andato a cercare stendendo Rizzo proprio davanti agli occhi dell'arbitro della partita. Un ammonito per parte, Lorenzini per il Catania e Romero per l'Ocri. Stavamo per innescare Marco Carli, lo faremo dopo la battuta di questo calcio di punizione che batte Lodi. Rapisarda, ancora Rizzo, il taglio per Rapisarda, il controllo, lo slalom di Rapisarda, il pallone messo al centro, che schema incredibile. De Luca c'era praticamente arrivato e poi Sarao viene superato dal pallone, chiede qualcosa Sarao al direttore di gara, ma non ci sono gli estremi ovviamente per il calcio di rigore. Ma guardate lo slalom di Rapisarda, l'appoggio col destro, De Luca che prolunga e poi sì, non c'è proprio nulla. È inutili le proteste di Sarao, non si aspettava forse il gesto atletico di De Luca che gli mette un pallone sulla corsa di sinistro e lì probabilmente maggiore malizia avrebbe consentito all'attaccante del Catania di chiudere virtualmente i primi 45 minuti di gara. Marco. Allora, qualche indicazione tattica, innanzitutto la grande attenzione, guardate Rizzo dov'è in questo momento, la grande attenzione che Rizzo e Rapisarda hanno per l'azione in avanti sia di Furina che di Romero per quanto riguarda l'Ocri. Poi l'altra segnalazione invece ricordavi tu prima che non c'è Luca nella fila dell'Ocri, sì. Dunque gioca Palermo a destra, Palermo che è un giocatore adattato, come ci conferma anche l'amico e match analyst Gianluca Russo, è un giocatore che ama giocare al centro della mediana, insomma è un play per cui lì può andare in difficoltà. Il Catania ne ha approfittato, va in difficoltà nell'1 contro 1, ne ha approfittato molto bene Vitale in occasione del gol dell'1-0 dei rossazzurri. Ancora Sarao che viene steso per terra con Payet, Sarao non si rialza ma De Luca chiede che i giocatori dell'Ocri mettano il pallone fuori. Rivediamo un attimo questa azione perché Sarao si era già lamentato nella precedente occasione quando in scivolata non aveva colto il tempo per la deviazione in fondo al sacco della cross di Rapisarda, poi aggiustato di testa con grande gesto atletico da De Luca. E adesso non ci sono comunque scintille tra il senegalese e l'attaccante della formazione rossazzurra. Si riprenderà però a giocare con una rimessa con le mani a favore del Catania che con fair play ovviamente restituirà il pallone nuovamente agli avversari dalle parti di Ianni, trafitto, ricordiamolo, al 6° minuto nel corso di questo primo tempo dal gran gol di Chiarella. Quasi scoccato il 20° minuto, per l'esattezza 19,5, ancora mezzo tiro di cronometro. Chiarella di testa, Sarao
il colpo di tacco di Sarao, poi in seconda battuta prova ad avanzare Sarao, gli sradicano il pallone dai piedi, da quelle parti c'è sicuramente uno dei migliori che è Romero, avanza palla al piede, attenzione sulla corsia di sinistra, la possibilità per il Logre di andare al tiro, una serie di rimpalli, poi la sfera che viene messa fuori dopo che Furina aveva provato in un paio di circostanze il tiro, fortunatamente messa fuori. Il pallone ad opera dei difensori del Catania, era sopraggiunto anche Rizzo all'interno dell'area di rigore del Catania, disposizioni che giungono anche dalla panchina del tecnico Ferraro, che chiede particolare attenzione sugli sviluppi anche di questa rimessa con le mani, pallone che gravita all'interno dell'area di rigore, poi la girata di sinistra, il capitano Dodaro che non trova assolutamente l'appoggio dei compagni di squadra. Su quel fronte si era praticamente mosso Ficarra, ma posizione troppo centrale, il tiro troppo girato verso l'esterno, si è perso oltre la linea del fondo, lo raccoglie con facilità Peters, che non ha ovviamente nessuna premura di rimettere nuovamente il pallone in gioco. Francesco Lodi si gioca con grande fair play, la Locri che aspetta il Catania alla propria metà campo, adesso provano ad aggredire invece gli spazi. Sarao di testa ancora una volta, non è una giornata diciamo impeccabile per il numero 99 della formazione rossazzurra, fa come al solito a sportellate tante a centrocampo e finora non ha trovato diciamo l'alchimia che lo riporti al gol dopo qualche settimana di astinenza. Somma per Abisarda, andiamo a memoria perché dalla nostra postazione questo versante del terreno di gioco lo possiamo seguire soltanto ad intuito, posizione irregolare, ma attenzione che il pallone è ancora lì in mezzo al campo. Sul passaggio arriva De Luca, va a chiedere spiegazioni al direttore di gara che comunque ha fermato il gioco per una posizione irregolare, ma il pallone ancora stava transitando all'interno della metà campo della Catania. Vitale, anche lui ovviamente giocatore prezioso nel cerchio di centrocampo del Catania. Chiarella lascia correre invece Rapisarda che avanza palla al piede, gioco di gambe funambolico del numero 5 della formazione rossazzurra, stavolta gli sradica il pallone ai piedi proprio Furina, che si trova in quella posizione arretrata. Ovviamente quando il Catania è in possesso di palla e quando avanza, compito dei due esterni del fronte offensivo che sono Ficara da una parte e Furina dall'altra, è quello di andare a ripiegare, lasciando sostanzialmente il compito del fronte offensivo soltanto al capocannoniere Carella, trasformandosi in un 4-1. Attenzione perché Vitale lascia correre, centro dell'area di rigore, una serie di errori e poi palla che si perde incredibilmente fuori. Immambolata la difesa della Catania e si dispera proprio Furina nell'azione probabilmente più ghiotta. Ha provato il tiro a giro, poteva provare la botta da quella distanza, ha cercato il gol importante, il numero 81 della formazione Amaranto, quando siamo giunti al 23esimo minuto con Furina, destro a giro, palla che si è persa comunque lontana 1,5 metri dall'incrocio dei pali della porta difesa da Beters, ma potevano essere dolori ben più seri per il Catania, che si era fatto imbucare in una situazione dove Vitale aveva perso un pallone a centrocampo, tant'è che Lodi continua a dare consegne al giovane compagno di ruolo. Insomma, adesso Vitale che corre a vuoto, da quelle parti c'è Dodaro, poi ancora palla sul sinistro del capitano Ficara sul versante di destra del campo e c'è il fallo chiamato e il cartellino giallo per De Luca. De Luca sicuramente sì, non sappiamo se scatterà la sanzione disciplinare, il calcio di punizione c'è tutto, vediamo un attimo.
telecamere puntate sul direttore di gara. Dodaro vorrebbe il giallo tutta la vita, nel frattempo si è rialzato proprio Ficara. L'arbitro dice che tutto può procedere senza sanzioni disciplinari, senza cartellini gialli. De Luca era andato praticamente sul piede dell'avversario. Guardate, prima Castellini, gioco di gambe, l'1-2 e poi il sinistro che praticamente intercetta il piede d'appoggio di Ficara. Non è un fallo cattivo, può bastare il calcio di punizione, ma attenzione, ci sono 5 uomini con la maglia amaranto all'interno dell'area di rigore, giocano bene sui calci piazzati i giocatori allenati da Mancini. Pallone che è spiovuto all'interno della rigore, poi ciabattato fuori, rispedito dentro e mandato direttamente sul corridoio di sinistra da una parte all'altra. Ianni può partire il Catania, due parti comunque, stavolta Palermo fa buona guardia, lo scodella nuovamente al centro dell'area di campo, lo stop di petto di Somma, poi la giocata per Chiarella tra due avversari, preferiscono scaricare su Ianni e poi da Ianni nuovamente a Mazzone, che è un centrocampista oggi adattato in questo ruolo in posizione leggermente più arretrata. Il palleggio prolungato da parte dei giocatori del Locri, lo scambio per Baie, che dicevamo non fa mai la cosa complicata, preferisce sempre giocare in maniera facile ed elementare ma altrettanto efficace. Gioco fermo perché Castellini commette un fallo su un contrasto aereo, l'arbitro si avvede di tutto, non c'è cattiveria sul colpo di testa di Castellini, provava ad intercettare direttamente il pallone. Comunque non ci sono significative ripercussioni per l'esterno di centrocampo. Castellini nel frattempo comunque si sincera delle condizioni all'avversario. Da quelle parti c'è anche De Luca, pronti a battere il calcio di punizione. I giocatori del Locri, ricordiamolo, beneficio ai nostri amici telespettatori, il Catania è andato in avvantaggio in questa partita al 6° minuto nel corso di questo primo tempo, con Chiarella lesto ad approfittarsene di un disimpegno sbagliato della linea centrale difensiva del Locri. Tiro di sinistro, nulla da fare per Ianni, che si è visto superato dal pallone in mezzo al campo. Ottima finora la giocata anche in anticipo di Somma su Carella, mentre sulla versante di sinistra si snoda l'azione offensiva del Locri, che adesso sta guadagnando importanti metri sul rettangolo di gioco, soprattutto sfruttando la corsia offensiva di sinistra. Rizzo puntuale, il suo intervento a centrocampo, aspetta che arrivino i compagni, si fa vedere pure Sarao, il lancio centrale per De Luca e l'uscita incredibile da parte del portiere, che poi in 3 tempi riesce a chiudere anche sul tiro dalla distanza della Catania. Ottima uscita di Ianni al minuto 28esimo, da prima su De Luca, intervento del portiere prodigioso perché ha scelto ottimamente insomma in tempo dell'uscita, e poi una serie di tiri dalla distanza ribattuti e poi definitivamente chiusi dall'intervento con le mani del portiere in maglia e pantaloncini verdi del Locri. E qui c'è un altro cartellino giallo, si rialza Lodi dopo avere subito il fallo, lo prende Furina stavolta. Guardate, prima De Luca, l'ottima uscita di Ianni, il pallone che rimane fuori dall'area di rigore, poi Ianni, la parata praticamente che arriva su un intervento in chiusura difensiva da parte di La Rosa, che si lascia perdonare per l'errore precedente. Poi il tiro dalla distanza, l'intervento definitivo del numero 12 della formazione di casa. Pericolo quindi anche dalle parti della porta di Ianni
il Catania aveva praticamente, si era un po' cullato sulla scorta del gol ottenuto al 6° minuto con Chiarella, aveva dato la possibilità a Furina di andare praticamente vicinissimo al gol del pareggio con destro a giro che si è perso di poco distante dall'incrocio a sinistra della linea della porta difesa da Betters. Poi attenzione perché adesso avanza, palla al piede il Locri, chiusura ermetica, partita importante quella di Somma, oggi non sta praticamente sbagliando un intervento. De Luca arpiona il pallone e qui gli stop sono di categoria assolutamente superiore. De Luca per Lodi, limite dell'area di rigore, pallone che spiove col contagiri, il tiro, il gol della Catania che arriva con De Luca. Ma che giocata quella dei due funamboli del centrocampo da una parte e del fronte offensivo dall'altra. Va giustamente De Luca a festeggiare al minuto 30°, ma gliela dà con i giri incredibili Francesco Lodi. Il gol di De Luca e con la compartecipazione assoluta, mentre le nostre immagini giustamente vanno a riprendere la festa dei tifosi del Catania all'indirizzo del numero 17 della formazione rossazzurra. Non c'è partita, guardate. Questa è la giocata di De Luca, il dai e vai, Francesco Lodi, il controllo, poi gliela mette con i giri giusti, la chiama De Luca, il controllo con il piede destro, gliela mette in fondo al sacco, non la può assolutamente intercettare Ianni, ma che giocata incredibile. Marco Carli da bordo campo. Perché ti segnalo appunto questo, la convinzione che il Catania ci sta mettendo in ogni reparto, e quello che viene detto dalla panchina, quello che arriva dalla panchina sono soprattutto applausi in questa mezz'ora. Applausi per Somma che sta facendo una gran partita su Chiarella, che chiaramente ha nella verticalizzazione, nella capacità di lanciarsi negli spazi la sua qualità superiore. Somma lo sta neutralizzando fino adesso. Applausi poco fa, anche segnalavi la grande parata del portiere dell'Ocri, l'azione prima del gol del 2-0 del Catania, per Sarao, che era venuto a recuperare il pallone proprio nella tre quarti difensiva del Catania, per poi lanciarsi in attacco, dare un'altra linea di passaggio e dare l'opportunità poi di servire invece De Luca, che poi è stato stoppato dal portiere. Insomma, applausi e tanta contentezza, perché il Catania evidentemente l'ha preparata molto bene, da quello che si vede da questa prima mezz'ora in campo. E i nostri tecnici giustamente, che ringraziamo e che ovviamente ci seguono, ci sottolineano come questa sia un'azione codificata, quella del Catania. Anche domenica scorsa De Luca ha fatto gol mettendosi a rimorchio con praticamente una gran giocata ed un taglio incredibile. Ovviamente giochiamo su binari paralleli per quanto riguarda la categoria, ma in dislivelli significativi, quelli che percorrono le due squadre sotto un profilo tecnico. Prima lo stop di De Luca, la chiamata, la giocata, il tiro centrale per Francesco Lodi, poi il taglio chiamato per il capitano che la mette con i giri giusti lungo la corsa di De Luca, che davanti alla porta non si lascia assolutamente pregare. Si può giocare anche da fermo quando si hanno i piedi di velluto, e questo è quello che è accaduto alla Catania, nonostante ovviamente ci troviamo al cospetto della seconda in classifica, che parte con Romero. Rizzo praticamente gli ruba il tempo all'argentino. Vitale, scambio per Rapisarda, ancora Rizzo e poi Chiarella, che ovviamente quando prende il pallone non ce n'è per nessuno. Chiarella all'interno dell'area di rigore, pazzesca la giocata. Poi Sarao deve caricare praticamente il sinistrone, arriva una ciabattata dopo la lunga rincorsa di Chiarella. De Luca davanti al portiere, ma ovviamente c'era l'anticipo su di lui. Ma che giocata quella di Chiarella, il taglio per Sarao, che non se l'è sentita di giocarla di prima intenzione, ma Chiarella praticamente ha rubato 4 metri sulla corsa ai due difensori centrali. Poi Baillet gli ha dovuto dare semaforo verde. Giocatore incredibile Chiarella, gli porta benissimo corner, tutte le volte che viene questo ragazzo segna, e da quando viene non ha smesso più.
Ma intanto ritorniamo nuovamente con quello che sta accadendo allo stadio Macri di Locri, dove il Catania vince 2-0 sulla seconda in classifica. Rizzo, lo stop di petto di Rizzo, l'appoggio per Lorenzini. Oggi che lavoro che ha fatto lì centralmente Somma, che ha il compito di andare praticamente a chiudere in prima battuta sul capocannoniere Carella. Calcio di punizione nel frattempo battuto dalla Locri, pallone troppo alto che spiove davvero 6 km avanti, lo batte Palermo. Non è una giornata, diciamo, favorevolissima, vi abbiamo spiegato le ragioni che hanno indotto il tecnico Mancini, seppur squalificato ovviamente, a dover arginare quelle che sono state le defiance difensive, dal momento che gli è venuto a mancare Lukaku, un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico difensivo. Ha dovuto rimodulare un attimo tutto quanto. Attenzione, Romero, limite dell'area di rigore, la scaccia, poi arriva da Peters a 3 km all'ora, il pallone si convince a riprenderlo con le mani soltanto perché comunque si accorge del buon momento della sua squadra. Lorenzini, la corsa di Carella, non pressano ancora una volta, lasciano fare quelli della Catania. Ci prova soltanto per un accenno Romero, riesce comunque a guadagnare una rimessa con le mani il Locri quando siamo giunti al minuto 36esimo dall'inizio di questa partita. Amici telespettatori, il Catania è in vantaggio sul Locri per 2-0, i gol realizzati da Chiarella e poi da De Luca. Due giocate pregevolissime, soprattutto leggendo gli schemi e soprattutto leggendo, diciamo, il coefficiente tecnico di una squadra che in questo campionato obiettivamente, sinceramente, con enorme rispetto per la seconda di questo torneo, ovviamente non può avere rigali. Lodi sono indietro, Lorenzini, Rizzo con calma accenna soltanto Furina per andare sul portatore di palla, si scambia con Romero, che è l'unico che prova a infastidire quelli che sono giocatori avversari. Poi si parte da Mazzone, taglio per Marrazzo, controllo per Palermo, preferisce appoggiare in maniera facile dalle parti di Ficara, poi si riparte da dietro per Maillet. Romero, La Rosa, autore di un salvataggio pochi minuti fa, quando il Catania dalla distanza, dopo l'ottima uscita di Ianni, scaricato un altro tiro all'indirizzo della porta del giocatore estremo difensore di casa, la girata eccellente, e poi da parte di Romero salvataggio del Catania col pallone che comunque non intercetta nessuno dei giocatori della Locri. L'avanzata di Chiarella, il taglio per De Luca, si era fatto vedere Sarao, non è la sua giornata. Sarao sembra un po' così demoralizzato dall'inizio di questa partita, non è entrato in gara e ovviamente l'astinenza dal gol non gli permette di giocare con la serenità che a volte gli riconosciamo. Ma il Catania è sopra per 2-0 e questo ovviamente è l'elemento più importante. Cerchio di centrocampo, l'ex Virtus Dodaro, poi il fraseggio per linee orizzontali, ancora una volta per Palermo che mette il pallone al centro dell'area di rigore, troppo però facile la lettura anche di Furina, giocatore cresciuto nel giovanile del Napoli fino ad arrivare praticamente all'Under 19, girato al rende. Quest'anno autore comunque di 8 gol, di 5 gol, 8 ne ha realizzati il suo compagno di squadra, quello che gioca sull'altro versante, quello di destra del campo, ma finora assolutamente svuotato dalla partita, che è Ficara. Carella invece neutralizzato per tutta
questi 39 minuti e mezzo di partita. Francesco Lodi, Lorenzini, Castellini, gioca praticamente a memoria il Catania, che gioca ormai con una formazione che il tecnico rosso-azzurro non cambia se non in caso di assoluta emergenza. Si rialza Vitale, colpito duro, l'arbitro ha fermato il gioco, ha comandato il calcio di punizione a favore della formazione rossa-azzurra, che adesso lo sta per battere proprio sotto la tribuna dei 1200-1300 spettatori che sono giunti da Catania per vedersi questa partita alla Sole di Locri. Abbiamo parlato di un'atmosfera sicuramente importante. Sarao viene anticipato all'interno dell'area di rigore, Rapisarda riesce a bloccare il pallone nella prima battuta, ne può approfittare però il Locri, che può sganciarsi con Mazzone lungo il settore di sinistra del campo. Si ritorna nuovamente con Dodaro, pallone centrale e poi in anticipo su tutti sul Marrazzo, che commette comunque fallo. L'arbitro comanda il calcio di punizione a favore della Catania. Non ci sono gravi problemi nell'attendere che si rialzi De Luca. Partita importantissima quella di De Luca. Chiarella, tra l'altro, insieme a lui stanno realizzando una magica coppia da gol, e questa è una delle soluzioni che evidentemente il tecnico rosso-azzurro ovviamente ormai ha preso gusto a cullare. Sarao, lo stop di petto, la girata, ma da quelle parti c'è prima di tutti Baillet, riesce a liberare per un attimo, poi Rizzo, Lorenzini. Siamo però con tutta la linea difensiva all'altezza del cerchio di centrocampo. Palleggia Lodi, arriva Rizzo, arriva poi anche Romero, intercetta il pallone, lo manda fuori. La rimessa con le mani a favore della formazione rossa-azzurra quando siamo giunti al 41esimo minuto e 40 secondi. Il risultato è di Locri 0, Catania 2. De Luca, l'appoggio per Castellini, non ha avuto la possibilità di muoversi molto lungo la corsia, non ce n'è stato di bisogno. Il lancio per De Luca, bandierina alzata e calcio di punizione per fuorigioco. De Luca fa finta di non essersi accorto che il primo assistente direttore di gara aveva alzato la bandierina, o meglio di mettere il pallone lì nella posizione dove si trovava, ha preferito così un palleggio di tacco. L'arbitro non ha gradito, ha rincorso De Luca, gli ha detto non te lo posso permettere più. All'indietro Locri e Marco Carli, che a questo punto ci può raccontare questi momenti finali dei primi 45 minuti. Prima però dobbiamo vedere come Rapisarda se la cava, non se la cava sul capocannoniere di questo torneo. Ci riesce invece Lorenzini a mettere un pallone, un piede tra pallone e tiro di Carella, poi Carella tira debole dalle parti di Beters e suma questa possibilità per il Locri. Marco, che si dice? Intanto Ferraro, che veste la sua casacca verde, diciamo, che è inquadrato già più volte per non confondersi con l'amaranto del Locri, ma magari insomma nel calcio si sa, la scaramanzia è importante, ma lui riesce, continua a teleguidare i suoi, soprattutto sui calci piazzati, anche quelli a favore. Poco fa proprio ha detto a Beters di lanciare per Sarao, che si è spostato a destra. Attenzione perché c'è De Luca in possesso di palla, mette il pallone al centro dell'area di rigore, stavolta arriva Mazzone con il piede sinistro. Torno a te, Marco. Sì, perché ti segnalo anche che sarà un minuto il recupero di questa partita. Prova Vitale ad entrare in slalom all'interno dell'area di rigore, lo fermano in maniera regolare, poi commette in fallo invece Castellini. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Locri. Quindi un minuto mi pare assolutamente giusta, saggia la decisione del direttore di gara. Non ci sono state interruzioni, ad eccezione dei 2 gol, non ci sono state sostituzioni, non ci sono stati momenti di pausa di questa partita. Baillet stavolta preferisce il lancio in verticale. Rapisarda con un attimo di ritardo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, dice che a commettere fallo è stato proprio il numero 5 della formazione rossazzurra sul punto di battuta, ma il capitano del Locri, Dodaro,
c'è movimento in area di rigore, si fa vedere Furina, arriva ad accentrarsi anche Romero, ovviamente Carella è lì al cerchio dell'area di rigore, numero 9 infatti che interviene sul pallone, gli rubano però il tempo e lo spazio. Mazzone può riscodellare nuovamente sulla versante di sinistra, Vitale stavolta il fraseggio non è dei più favorevoli e l'uscita incredibile, Baie commette fallo, è stato bravissimo Lorenzini a praticamente chiudere la traiettoria di tiro alla senegalese che si era praticamente mosso sugli sviluppi del calcio di punizione. Mbaye adesso va a parlare proprio con Mazzone, i due dialogano a denti stretti, sono sotto però di 2 gol. Rapisarda dice a tutti quanti di muoversi davanti, scoccato ovviamente da 30 secondi il tempo di recupero di 1 minuto e ormai lungo rilancio da parte di Betters per andare a cercare il movimento di De Luca, chiudono ma con Mazzone che pasticcia per un attimo sul corridoio di destra, la rimessa con le mani, ma mancano praticamente 5 secondi alla fine del minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Nel contesto di questa partita diretto bene finora il signor Caruso di Viterbo, che fischia 2 volte, manda le squadre negli spogliatoi per il riposo. Il primo tempo che si conclude con il risultato di Locri 0 Catania 2. Il gol sono stati realizzati da Chiarella al 6° minuto e al 30° minuto da parte di De Luca. Nel frattempo la partita è nuovamente cominciata. Nel secondo tempo il Catania gioca con Betters, Trelegni, Rapisarda e Castellini sulle 2 corsie esterne difensive. Ottima la giocata di Rapisarda, buona partita di Castellini. I 2 più bravi del reparto difensivo sono stati finora Somma e Lorenzini. È inutile sottolineare come il centrocampo del Catania sia un'autentica fortezza con Rizzo, Lodi e Vitale. Poi là davanti ormai ci sono 2 che le segnano ormai in tutte le partite, si chiamano De Luca e Chiarella. Per Sarao probabilmente dovremmo aspettare questi secondi 45 minuti. De Luca e Chiarella sono stati gli autori dei 2 gol, dicevamo al 6° minuto nel corso del primo tempo. Nel frattempo il pallone gravita tra i piedi di Betters, scusatemi, tra i piedi di Ianni che lo scarica. Betters si trova con la sua casacca gialla invece in pieno sole, la giornata è assolutamente luminosa, sono presenti oltre 1200 spettatori che sono giunti da Catania, 1500 sono almeno quelli invece che tifano Lodi, sono tutti che tifano Locri e sono tutti sotto la nostra postazione. Francesco Lodi è stato invece l'autore di un taglio incredibile con De Luca, una chiamata provata chissà quante volte nel corso dell'allenamento, ma messa con i giri giusti da 2 giocatori che ovviamente danno del tu al pallone, che in questa categoria non possono che fare la differenza. Lo gioca all'indietro invece è la formazione di casa con un appoggio all'indietro, l'apertura sulla versante di sinistra del campo, si fa vedere lì in mezzo al campo Chiarella, poi c'è una posizione irregolare, l'arbitro raccoglie l'invito del suo primo assistente. Nei primi 45 minuti 3 volte il Catania è stato trovato in posizione di fuorigioco. Chiarella praticamente ha ancora una volta qualcosa da dire all'indirizzo del primo assistente dell'arbitro, il signor Caruso di Viterbo, dice che, ricordiamolo, è il direttore di gara di questa partita, il signor Giuliano di Siena, e il primo assistente Margherini di Prato, ma per loro non è stata una giornata particolarmente complicata per quanto riguarda ovviamente quella che è stata la lettura dei primi 45 minuti. Ma ricordiamoci come il Catania stia giocando contro una formazione che comunque è reduce da uno score incredibile al pari di quello del Catania, formazione che ha segnato 44 gol, ne ha subiti praticamente sostanzialmente la metà, 24, con una media altissima di quasi 2 gol a partita, e 4 alle mura amiche, non ha fatto sconti quasi a nessuno, 27 punti ottenuti all'interno di questo rettangolo di gioco, mentre il Catania prova a disegnare un disimpegno, arriva con un fallo all'indirizzo di Rizzo, un po' così gratuito,
quello di Romero, particolarmente nervoso, giocatore argentino, ma attenzione che Rizzo non è persona che gli parla in argentino, Rizzo gli parla in catanese. Tra argentini e catanesi c'è sempre qualche scintilla. I due ovviamente non stanno l'uno indietro all'altro riguardo ad improperi che noi non tentiamo neppure di andare a tradurre. Il valore del Catania in questa partita viene rappresentato, nel frattempo le azioni di gioco non raccontano particolari fraseggi di interesse, mentre riparte nuovamente il Locri con Palermo, si fa vedere sulla versante di destra lo scarico per La Rosa che appoggia su Ianni, deve giocarla con i piedi ancora all'indirizzo dell'altro centrale difensivo, giocatore tra l'altro cresciuto tra le giovanili del Sassuolo, ma autore di un rinvio corto che ha consentito al sesto minuto a Chiarella, che aveva cambiato praticamente area del campo, di andare ad indirizzare alle spalle proprio di Ianni per il gol dell'1-0, ma ad aumentare il valore di questo 0-2 con il quale il Catania nei primi 45 minuti ha chiuso ovviamente in vantaggio contro il Locri, ma sottolineato come ci troviamo al cospetto della terza migliore retroguardia del girone e il terzo migliore attacco finora, assolutamente imbavagliato dalla linea difensiva della Catania. De Luca, il movimento al cerchio di centrocampo, ritorna nuovamente Palermo sulla versante di destra, non affonda mai colpi, arriva poi La Rosa, si fa vedere Ficara che spedisce il pallone direttamente nella zona parcheggio, primo piano per lui. 5 minuti già trascorsi dall'inizio dei secondi 45 minuti e poi ricordiamo pure che questa squadra ha ovviamente Carella che è il capocannoniere del gruppo I con 13 reti. Due squadre che oggi si sono affrontate e si stanno continuando ad affrontare con un ruolino di marcia nelle ultime 15 giornate particolarmente affine, universi paralleli dicevamo. Catania 36 punti, il Locri ne ha realizzati 34, ovviamente al netto del risultato finale di questa partita, che potrebbe permettere alla Catania di mettere un ulteriore punto esclamativo alla, diciamo, matematica permanenza del Locri in questa categoria come secondo in classifica, ma alla matematica promozione del Catania. Scontro al vertice significherebbe accorciare ancora di più quella che bisognerà andare a vedere sotto un profilo statistico, mentre attenzione c'è Chiarella, la giocata ancora una volta del numero 31 della formazione rossazzurra, stavolta comunque trova attenta la linea difensiva del Locri, che adesso parte in avanti con Ficara, lo scarico centrale per Romero che gioca adesso come suggeritore centrale dietro le punte, ritorna nuovamente sul versante di sinistra Romero, poi si fa vedere Marrazzo, lo scambio per Palermo e ancora Catania con Vitale che lotta sullo stretto, arriva De Luca da Remanforte alla linea difensiva, occhio alla posizione di Carella che va all'interno del rigore, ma abbiamo parlato di una giocata e di una giornata incredibile di Somma, che se l'è dovuta vedere proprio col capocannoniere di questo campionato e di questo girone, e mi pare che Somma stia giocando davvero una partita impeccabile. Sul fronte offensivo ci prova Ficara a metterla al centro, poi all'indietro Segrese Baie, il controllo di Baie, si fa vedere Marrazzo, apertura sulla versante di destra, stavolta c'è Ficara, il gioco di gamba, attenzione all'interno dell'area di rigore, pallone che spiove ancora una volta. Somma è lesto a prendere posizione davanti ai legni della porta difesa da Betters, che non è dovuto intervenire neanche una volta nei primi 45 minuti, ad eccezione del tiro di Furina che è stato scoccato al minuto 23esimo
con quel pallone a giro che Furina ha preferito calciare con grande diligenza estetica, ma con altrettanto poca efficacia. Pallone che ha praticamente sorvolato di 1 metro il 7 di sinistra della porta difesa da Betters. È stata questa la più ghiotta occasione dei primi 45 minuti del Locri, troppo poco, a dire ovviamente dei dirigenti della formazione locale. Adesso si fa vedere Ficara, largo a sinistra, riesce comunque a conquistare una rimessa con le mani. Il Locri di minuti ne sono trascorsi 53 dall'inizio di questa partita. È Mazzone che rimette il pallone nuovamente in gioco. Rapisarda da quelle parti, poi tiri senza costrutto per quanto riguarda il tentativo di realizzare una manovra in un certo qual senso e soprattutto un'azione che possa costituire un pericolo per Betters. Mi pare che è stato più occupato oggi Marco Carli che Betters e proprio per questo lo facciamo lavorare un altro po'. Marco. Sì, perché sta per entrare Russotto che prende il posto di De Luca, altra grande partita da parte di De Luca che sicuramente sarà applaudito dai tifosi del Catania, lo è senz'altro dalla panchina rossazzurra nel momento della sua uscita dal campo e lo applaude anche Russotto che sta per prendere il suo posto. Russotto, fra parentesi, grande protagonista anche dell'ultima partita del Catania giocata in casa. C'è anche De Respinis e pure Forchignone che si stanno riscaldando, insomma tutta la panchina pronta per i prossimi 4 cambi rossazzurri. A te. Ci ha preso gusto De Luca a fare gol e a fare gol di un certo tipo, ci ha preso gusto ovviamente adesso anche il Catania. Attenzione all'interno dell'area di rigore, primo movimento da puro attaccante per quanto riguarda Carella che si snoda bene all'interno del rigore, poi si allunga troppo il pallone, a quel punto lo deve calciare facile per l'intervento di Betters. Andrea Russotto la sua prima giocata e qua ovviamente la forza dei cambi del Catania, esce De Luca ed entra Andrea Russotto. È come stare a dire che non esistono riserve in questa squadra, tutti quanti hanno un coefficiente tecnico in grado di poter ovviamente gestire la partita da titolari. Andrea Russotto in panchina un autentico lusso, soprattutto il Russotto che, come giustamente dice, ci ha ricordato Marco Carli, l'abbiamo visto nelle ultime settimane di partita. Al cerchio di centrocampo il Locri con Marrazzo, lo scarico per Palermo, ancora una volta Marrazzo, passano praticamente dai 3 con Dodaro e Romero che invece è andato a crearsi lo spazio adesso in una interlinea centrale che lo vede play più avanzato della squadra. Ancora una volta Romero, per lui profumo di giallo se continua ancora, mentre Palermo la posizione irregolare sul lungo lancio dell'argentino. Francesco Lodi parla proprio con il numero 10 della formazione di casa e prima nello scontro verbale con Rapisarda i due non si sono fatti sicuramente gli inviti a cena per la prossima festività del carnevale di martedì. Poi comunque ovviamente si ritorna nuovamente negli affari di campo. Il Catania che gioca con somma, poi trasferimento per Rapisarda, autore di una partita strepitosa, Chiarella anche in fase di copertura e adesso va proprio insieme a Somma in raddoppio di marcatura sul capitano del Locri Dodaro. Dal punto di battuta del calcio d'angolo Ficarra, siamo sulla bandierina di sinistra proprio sotto la tribuna che raccoglie i 1200-1300 tifosi giunti da Catania. Pallone che spiove all'interno del rigore, l'arbitro ferma il gioco, c'è un fallo in attacco e ovviamente c'è il cartellino giallo per Baillet, autore di un intervento falloso con pallone lontano. Francesco Lodi fa vedere tutto quanto con Rapisarda che praticamente rimane dolorante per terra, ma possiamo anche rivedere
le azioni, mentre subito chiamano l'intervento da parte dello staff tecnico ma anche medico della Catania. C'è davvero tante persone attorno. Numero 5 della formazione rosazzurra. Questo è il calcio d'angolo che è stato battuto, e poi già qui Rapisarda è per terra. Mbaye, autore di questo brutto fallo, sotto gli occhi del direttore di gara. Rapisarda che ancora stenta a rialzarsi, lo fa praticamente soltanto adesso. Adesso Mbaye parla con l'arbitro, mi sembra tranquillo comunque chi è più vicino di noi, e cioè Betters in questa circostanza. Non so se Marco Carli abbia visto qualcosa. Marco? Sembra che ci sia stata una gomitata nei sì, confronti Mbaye, di Rapisarda. Rapisarda è ancora a terra, addirittura qui c'è in panchina chi dice che appunto ci possa essere il cambio, perché il giocatore lo vedete che si è rialzato in questo momento, ma chiaramente non è, bisogna capire se è nelle condizioni di continuare questa mamma partita. Mia, questo è proprio rosso, l'abbiamo rivisto. Mbaye è andato proprio a cercare il viso di Rapisarda, lo aveva prima smanacciato, poi l'ha gomitata dritto per dritto con pallone lontano. Lo ha prima allontanato, lo ha cercato con la mano, poi lo ha proprio inseguito col gomito, e siamo borderline tra quello che potrebbe essere un fallo da giallo e quello che invece è l'intenzionalità di andare a colpire direttamente l'avversario, che avrebbe portato il direttore di gara ad estrarre in questa circostanza il rosso. Ma graziato Mbaye. Abbiamo detto che la partita vera, la partita che comunque nessuno vuole perdere, tra prima e seconda, il Catania la sta vincendo per 2-0. Mbaye, autore diciamo di questo gesto antisportivo, avremmo preferito raccontare di lui qualche giocata migliore sulla linea difensiva. Non è stato giornata ancora per il giocatore senegalese. Esce Russotto da una mischia. Adesso attenzione, perché non dobbiamo farci imbucare dai giocatori del Locri che giocano con Palermo. Siamo lungo l'auto di destra del campo, deviazione, calcio d'angolo. È un buon momento per il Locri. Il Catania ha tirato un attimo il fiato. Castellini ritorna nella posizione a protezione del primo palo, anzi poi va a defilarsi. Arriva Vitale invece da quelle parti. Siamo pronti alla battuta di questo calcio d'angolo, mentre il direttore di gara viene richiamato dal guardaline. A sua volta è stato chiamato da Ianni. Vediamo cosa ha da dire il secondo assistente dell'arbitro di questa partita. Vediamo cosa dirà Margherini di Prato al signor Caruso di Viterbo. Vediamolo insieme e soprattutto cerchiamo di capire quale provvedimento andrà a prendere il direttore di gara dopo la sollecitazione da parte del suo secondo assistente. Va verso Marco Carli, va verso la panchina del Locri, va a spiegare qualcosa. Marco, che succede? Ha detto semplicemente alla panchina del Locri, insomma, di mantenere la calma dopo l'espulsione di Mbaye, mentre il Catania va alla prossima sostituzione. Dovrebbe entrare Palermo fra pochissimo, per cui insomma Locri che resta in 10 e la segnalazione alla panchina. E adesso vediamo che il Locri, nonostante, ricordiamo, stia giocando con un uomo in meno, ha praticamente cercato di serrare i ranghi, e vedremo adesso quale disposizione tattica andrà a prendere la formazione di casa. Ricordiamolo, sotto di 2-0, con una difesa che adesso ritorna nuovamente a 4, facendo arretrare nella posizione di difensore esterno Romero, quasi a farlo scalare sulla linea dei difensori. 3 centrocampisti e poi 2 che adesso gravitano sul fronte offensivo, che sono da una parte Ficara, dall'altro Carella. Il jolly di questa squadra, dicevamo, l'argentino Romero, che di norma è una seconda punta, ma adesso può dare e deve dare
maggiore sostegno alla linea difensiva del Locri che riparte da Palermo e adesso lungo lancio nel tentativo di andare a trovare Ficarra. Ancora una volta Palermo che sta giocando una partita sicuramente migliore nei secondi 45 minuti. Marrazzo al centro per Lorenzini, arriva Rizzo, non c'è nessuno su quel terreno di gioco, può amministrare con tranquillità il Catania con Somma, poi arriva anche Lodi ripartendo da Chiarella e poi scaricando su Rizzo. Rimangono in attesa degli eventi i giocatori del Locri, palleggio prolungato e giro palla del Catania. Lorenzini Somma, Rizzo, poi si fa vedere anche Vitale sulla fronte di sinistra, ma il pallone che raccoglie Russotto lo mette al centro dell'area di rigore. Arriva Vitale, ha il problema di girarsi tra due avversari, riesce a vincere comunque il rimpallo, poi sul corto arriva da quella posizione anche Ficarra. Catania che però non demorde. Francesco Lodi al centro dell'area di rigore, Rizzo, la piattone di destro troppo centrale, facile la lettura da parte di Ianni, ma anche in questo caso con uno schema il Catania aveva provato a mettere in movimento sul fronte di Andrea Russotto, che diventa a questo punto un valore molto più che aggiunto, e adesso capiamo cosa succede tra le sostituzioni a Catania. Marco. Entrando Palermo ed Sì. entra al posto di Somma che non sta molto bene proprio negli ultimi minuti. Ferraro continuava a chiedere come sta il difensore del Catania. Vedete in questo momento che si tocca un po' l'adduttore della coscia sinistra, e dunque entrerà al suo posto Palermo. Chiaramente va rivista poi l'impostazione della difesa del Catania, perché sta entrando un centrocampista per un difensore. Intanto poco fa, quando il portiere del Locri ha chiamato l'attenzione del guardaline, era un po' perché si dicono dalla panchina del Locri che arrivava qualche oggetto proprio all'indirizzo dell'assistente dell'arbitro, che sta appunto nella parte opposta alla tua postazione, alla nostra postazione. Per questo l'arbitro è andato ad avvicinarsi alla panchina del Locri, squadra di casa, per segnalare questa situazione. E speriamo che queste anomalie cessino, perché da quelle parti ci sono i tifosi del Catania, non hanno assolutamente ragione di lanciare nulla all'indirizzo della seconda assistente del direttore di gara, e speriamo che la circostanza sia assolutamente episodica. Castellini, adesso è nato Rizzo ad allinearsi sulla linea dei difensori del Catania, e cerchiamo di capire quello che accadrà sul piano della lettura tattica dopo l'ingresso in campo di Palermo, mentre si fa vedere Vitale. Adesso il lancio per Russotto in posizione centrale, buono il fraseggio prolungato, poi l'arbitro ferma il gioco per comandare un fallo in attacco proprio da parte del numero 7 della formazione rossazzurra, Vitale. Siamo giunti al 66esimo minuto con Palermo che adesso prova a dare quella carica sulla corsia esterna con Russotto, e con la possibilità invece per Ficara di trovare uno slot. Mamma mia, che giocata quella di Chiarella, che meriterebbe davvero un'azione migliore di quella che invece conclude Palermo dopo un rimpallo che porta però il Catania a battere un calcio d'angolo. Ma la giocata di Chiarella sul lancio e soprattutto sul die and by, che rimane sicuramente una delle giocate di maggiore pregio. Avete visto quello che riesce a fare lungo la corsa, si allunga il pallone con la punta del piede, mette la freccia nei confronti dell'avversario, lo supera, mette palla al centro, giocatore ovviamente sul quale il Catania vorrebbe mettere una serissima ipoteca. Nel frattempo c'è Francesco Lodi, la battuta e poi il gol di Sarao che porta a 3 finalmente le marcature del Catania sul lungo assist proveniente dallo spiovente di calcio d'angolo di Francesco Lodi. Sarao finalmente riesce a trovare lo specchio della porta, totalmente libero, il pallone praticamente gli dice stavolta di sì e torna
prepotentemente al gol. Abbiamo parlato di giocatori che avremmo voluto vedere al gol e adesso guardate cosa è successo nella scivolata di Sarao, che davvero colposamente lasciato totalmente da solo, ma rimane ovviamente il gesto atletico del numero 99 della formazione rosazzurra, che adesso si prenderà il cartellino giallo per il fallo che ha, per avere dismesso la maglietta all'indirizzo dei tifosi della Catania, ma per lui rimane invece comunque un gol che per il Catania può significare l'archiviazione di questa partita al minuto 67esimo e soprattutto per il Catania la possibilità di guardare già alla prossima partita di campionato, sapendo di avere messo un punto esclamativo, di aver messo una bandierina rossa-azzurra. Attenzione, Vitale in possesso di palla, adesso ovviamente tutta un'altra partita, perché il Locri, che non aveva già brillato nei primi 45 minuti, adesso in inferiorità numerica può trovare ovviamente la difficoltà organizzativa nei confronti di una Catania che mette la bandierina in cima alla spiaggia dei Greci, la prima contro la seconda, 0 per la seconda, 3 gol realizzati dalla prima. Chiarella avanza, palla al piede, lato corto dell'area di rigore, lo spiove, pallone al centro, stavolta Ianni lo legge bene, si fa vedere là davanti anche Rapisarda che si è ripreso benissimo, ma vorrei che Marco Carli ci raccontasse un attimo il gol di Sarao, come è stato vissuto dalla panchina del Catania, perché noi da qui non la vediamo assolutamente. Marco? Evidentemente non ci sente e noi ritorniamo nuovamente a raccontarvi quelli che sono stati questi 3 gol realizzati dal Catania di giustezza al minuto 67esimo. Ancora una volta dal sinistro magico di Francesco Lodi arriva un pallone con il contagiri che Manuel Sarao in corsa e in scivolata riesce a mettere alle spalle dell'estremo difensore Ianni, con una giocata importantissima, che sono praticamente andati. Calcio di punizione per il Catania, che arriva quando di minuti ne sono trascorsi 71. Francesco Lodi, siamo a una distanza di 14-15 metri dal punto di battuta del calcio di punizione, e adesso Francesco Lodi può sistemare quella che potrebbe essere per lui una giornata da incorniciare. 2 assist e una mattonella che può raccontare un tiro diretto in porta da quella posizione. Francesco Lodi ci pensa seriamente, pallone che però stavolta si alza 1 metro sulla traversa. Rapisarda gli suggerisce qualcosa, ma ci ha provato capitano della Catania. Ancora qualche dialogo a denti stretti dalle parti del cerchio di centrocampo con Ficarra, e poi arriviamo al rinvio da parte dell'estremo difensore in maglia verde del Locri. Tentativo di palleggio in 2, vanno sul portatore di palla, arriva Vitale con calma, Russotto, Lodi, Vitale, Rapisarda e poi Castellini. Non c'è più partita da qualche minuto, da quando il Catania ha messo un sigillo con il gol del 3-0 contro il Lodi, contro il Locri, e poi da quando la formazione rossa-azzurra ha provato a fraseggiare anche con un giocatore che è davvero incredibile, che si chiama Chiarella, che ha trovato uno slot sulla versante offensivo di destra, aveva messo nelle condizioni Russotto di andare all'indirizzo della porta
anticipato il numero 7 della formazione rossazzurra, ma Chiarella davvero ancora a gamba dall'inizio di questa partita, ha giocato 73 minuti sempre con strappi importantissimi. Arriva Palermo, provano a ragionare ancora una volta i giocatori delle Lodi, Lorenzini, Lodi e adesso finalmente Marco Carli che ci sente. Vorrei comprendere come stanno vivendo soprattutto la panchina della Locri questi minuti di partita, soprattutto dopo il terzo gol del Catania, come l'ha vissuto la panchina sul gran gol di Sarao. Intanto chiaro, prima qualche problema tecnico, non riuscivo a sentirti, ti dico che ci sono due cambi alle liste per il Catania, entrerà Boccia per Chiarella, entrerà anche Sarno per Lodi. Per quanto riguarda invece quello che mi chiedevi, ovviamente le reazioni sono state in tutto simili a quello che era successo nel primo tempo. Diciamo che insomma la prima mezz'ora del Catania in questa partita aveva chiaramente indicato quale potesse essere il canovaccio dell'incontro, che è stato solamente confermato dal gol di Sarao. Intanto adesso ci sono i cambi che ti dicevo in precedenza. Due sostituzioni, vogliamo ancora una volta sottolineare come stia per uscire dal campo Francesco Lodi e poi soprattutto come sia uscito Chiarella, due giocatori che hanno praticamente raccontato la partita di oggi. L'hanno raccontata non soltanto ai nostri telespettatori, l'hanno raccontata ai 1300 tifosi giunti da Catania, e sportivamente il pubblico di Lodi applaude i due protagonisti, insieme ovviamente a chi ha realizzato i gol di questa partita, non soltanto Chiarella, Francesco Lodi. Sportivo il pubblico di Locri, e questo ci ovviamente rende partecipi di una giornata di festa che ovviamente il pubblico locale avrebbe voluto dedicare molto meglio alla formazione Amaranto, cosa che finora non è successa, per una preparazione mentale di questa partita del Catania davvero impeccabile. Ingresso, dicevamo, in campo di Boccia, e anche adesso con Palermo in campo, con Sarno da una parte. È una partita che il Catania può sicuramente giocare anche in un altro modo, soprattutto dopo il cartellino rosso. Boccia il primo intervento a chiudere, mettere il pallone oltre la linea del fondo. L'intervento di Baillet, erano tutti all'impiedi, c'era apparso un giallo, poi non abbiamo più avuto la possibilità di vedere in maniera approfondita, ma poi ovviamente così come avevamo immaginato quello era cartellino rosso. E adesso ci sono anche le sostituzioni che arrivano per quanto riguarda il Locri. Applausi e Marco Carli. Esce Dodaro infatti nell'Ocri, entra Paviglianiti dopo l'espulsione di Mbaye. Ovviamente va messo in ordine qualcosa, soprattutto lì in difesa, entra un esterno di difesa per un centrocampista centrale. A te. Eh sì, Paviglianiti è un esterno che gioca prevalentemente a sinistra nella linea difensiva, ma il Catania ovviamente è sopra di 3 reti. Pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, lo corregge Lorenzini, alto sulla traversa, lo gira sull'altra sponda e quindi può andare da quella bandierina Palermo a rincorrere il pallone, a dare la possibilità alla squadra di casa di battere un altro calcio d'angolo. Bandierina di sinistra, sempre il numero 17, lo batterà col destro. Ci sono 5 maglie Amaranto all'interno dell'area di rigore. Capiscono tutto quelli del Catania, ma soprattutto lo capisce Sarno, che riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Sarno 35, 40, 50 metri, limite dell'area di rigore, lo scarico per Russotto, la possibilità del tiro da parte del Catania. Poi arriva Boccia all'indietro con Sarao che prova a piazzare il sinistro, il pallone arriva però facile e centrale dalle parti di Ianni. Ci ha provato il Catania, lettura perfetta da parte di Sarno sugli sviluppi del calcio d'angolo,
che dalla bandierina di destra di Palermo provava a servire Romero, capito tutto Sarno, 60 metri di campo, poi lo scarico per Russotto, ma si perde il momento di andare a colpire di sorpresa, una serie di passaggi ed arriva poi il tiro di Manuel Sarao, ritornato al gol al 67esimo minuto dall'inizio di questa partita. Rizzo in mezzo c'è Palermo, si scambiano con una serie di fraseggi stretti i giocatori del Catania. Arriva ancora una volta proprio Palermo, avanza, palla al piede, non c'è fallo sul numero 23 della formazione rossazzurra, rimane pietrificato Magherini di Prato, l'arbitro quindi non consegna il fallo al Catania. Nel frattempo si rialza giocatore del Catania che va a chiedere spiegazioni all'indirizzo del direttore di gara. Nel frattempo con fair play i giocatori del Locri avevano messo il pallone direttamente fuori, mentre sentite come ancora una volta sembra di giocare all'interno delle mura amiche, scambio di cori da una parte all'altra delle due tribune, quelle che raccolgono i tifosi del Locri e quelle che invece oggi hanno dato ospitalità ai 1300 tifosi del Catania. Il Locri che prova con Ficarra, siamo su quella corsia, quella maggiormente percorsa, si fa vedere Vitale, pallone che è andato fuori proprio sul secondo tocco all'indirizzo dell'esterno dell'ala sinistra della formazione di casa. Russotto tra due avversari, gli rubano il tempo della rincorsa, poi su quella posizione proprio Mazzone, non ci sono scintille tra il difensore, comunque il centrocampista e l'esterno. E adesso c'è un'altra sostituzione, Marco. È l'ultima nelle file del Catania, entra De Respinis al posto di Sarao, applaudito ovviamente dai tifosi del Catania. Intanto ti dico che il problema per Somma è alla caviglia destra, ha una bella borsa del ghiaccio proprio sopra alla caviglia per tentare di placare il dolore, mentre Sarao è uscito proprio in questo momento e fa l'ingresso in campo De Respinis per questi ultimi 10 minuti più recupero della partita. Particolarmente felici, reputo, anche i dirigenti del Catania e lo stesso staff tecnico della formazione rossazzurra per il gol del 3-0 realizzato da Sarao, in modo da fare segnare praticamente tutti e tre del fronte offensivo del Catania. Hanno praticamente segnato De Luca, Sarao e Chiarella. Buona parte di questo è un risultato anche merito dei centrocampisti. Russotto si fa perdere il tempo dell'aggancio, ma perché si accorge con la coda dell'occhio che è in posizione irregolare. Magherini di Prato ha subito alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare e quindi gioco fermo e cori che adesso si placano da una parte e all'altra, tamburi che invece continuano dare il ritmo a questa sfida tra grandi di questo campionato. Buono subito l'ingresso in campo di Boccia, chiamato da subito in causa, grande concentrazione, mentre De Respinis mette un pallone all'indirizzo della lunga corsa di Russotto. La posizione centrale, si erano scambiati i due, mentre Vitale adesso va a dare praticamente la possibilità alla squadra di lanciarsi con un riferimento più centrale. Riparte Sarno sulla corsia di destra, arriva anche da quelle parti Palermo, riescono comunque a svogliarsela bene i giocatori della Locri. Poi Rizzo, siamo all'interno dell'area di rigore e prova il Catania ancora una volta con Palermo, che stavolta piega le mani agli anni. Primo piano per il giocatore etneo in forza
alla formazione rossa-azzurra. La botta importante è la sua, la risposta da parte di Ianni che devia il pallone oltre la linea del fondo. C'è il calcio d'angolo, non c'è Lodi per batterlo, ci va Sarno che va praticamente con calma, con tanta calma, all'indirizzo della bandierina di destra rispetto al fronte offensivo della formazione rossa-azzurra. Dai balconi che accedono allo stadio altri spettatori non paganti, la girata, il tiro, il gol del Catania, il gol del Catania. Ma che giocata da parte di Sarno e quale incornata da parte di un altro che a noi fa impazzire, che era Pisarda, che va ovviamente a festeggiare sulla grandissima giocata parabolica che è giunta dalla sinistra di Sarno, pallone che gira coast to coast e arriva di testa Rapisarda e mette il pallone in fondo al sacco. Non c'è partita, non c'è storia, qualcuno che proprio non digerisce il risultato preferisce cominciare ad andare via da questo stadio. Catania 4 con Rapisarda che va ovviamente a festeggiare con i compagni di squadra, ma senza dimenticare i tifosi del Catania che adesso possono ritornare da Locri con un risultato davvero che dimostra come la prima non abbia seconde in questo campionato, perché questo è il titolo di questa partita, la prima senza seconde, e soprattutto la preparazione mentale di questa partita che è stato sicuramente uno dei pregi più importanti, al di là del coefficiente tecnico della squadra, che mi sembra doveroso sottolineare. Marco Carli da bordo campo, con l'esultanza di Rapisarda che hai benissimo sottolineato tu, l'esultanza soprattutto sotto la curva dei tifosi del Catania, quasi ad indicare insomma il raggiungimento vicino dell'obiettivo del ritorno fra i professionisti. Intanto c'è stato un cambio anche nell'Ocri con il numero 20 Pagano che ha preso il posto di Furina, che si è visto solo in occasione di quel tiro a rientrare durante il primo tempo che aveva creato un po' di brividi alla difesa del Catania. E noi ritorniamo nuovamente con una posizione però stavolta irregolare. Giuliano Di Siena ha alzato la bandierina, il Locri è sotto di 4 gol contro il Catania. Chi si aspettava una partita alla quale il Catania potesse approcciare comunque sull'onda lunga dell'entusiasmo di un distacco planetario, si è dovuto ricredere, e questo ancora una volta a dimostrazione di come questa società non intenda seminare fiori nell'arco di questo campionato e torneo per nessuno, ma soltanto a raccogliere i frutti di quello che è stato un lavoro d'equipe importantissimo, che in breve tempo ha costruito ovviamente una super corazzata che in questo campionato fa la differenza sul piano tecnico, sul piano atletico, ma oserei dire anche sul piano organizzativo e mentale. Rapisarda, anche lui agli altari della cronaca di questa partita, con un taglio pazzesco, perché sugli sviluppi di quel calcio d'angolo si è andato a creare lo spazio sul palo opposto a quello dove normalmente lo vanno a cercare i difensori avversari, e anche qui uno di quegli schemi che sicuramente il Catania ha preparato nell'arco di questo torneo e di questo campionato. E poi quel pallone giocato da Sarno che ha messo nelle condizioni davvero di tagliare tutta quanta la difesa avversaria, spiovere con i tiri giusti, con i giri giusti sulla testa di Rapisarda, colpevolmente lasciato solo. Ma ricordiamoci ancora una volta come ovviamente abbiamo di fatto trovato una partita che il Catania ha amministrato benissimo dai primi minuti del match. Nel frattempo esce l'argentino Romero, applaudito, ovviamente non ci sta ad avere perso questa partita con questo dislivello, ed entra Camara, un centrocampista per un altro centrocampista. Camara della Sierra Leone, che va praticamente a chiudere
mi pare il ventaglio delle sostituzioni anche per quanto riguarda il Locri. Mi confermi, Marco? Mi pare che non ce ne siano più a disposizione del tecnico Martelli o comunque la squadra di Mancini. Marco? Reputiamo di sì, e qui diciamo anche sottolineiamo una curiosità sotto un profilo statistico, perché Martelli era stato da sempre una portafortuna, un jolly per tutte le squadre dove lui aveva praticamente lavorato come preparatore dei portieri. Non aveva mai perso tutte le volte che ha dovuto sostituire il tecnico in prima, e giocavamo anche contro questa cabala, ma adesso Martelli potrà annoverare anche una sconfitta cocente, sonante contro il Catania in una comunque autentica giornata di sport. Marco? Sì, Angelo, avevo avuto ancora un piccolo problema nel sentirti poco fa. Se ho capito bene mi chiedevi delle sostituzioni. Non ci sono più sostituzioni, no, ancora in teoria ce ne sarebbero altre due, ne hanno fatte tre, quelli dell'Ocri. E poi Boccia che prova praticamente a mettere un pallone al centro, lo scaricano male quelli dell'Ocri, consegnando alla Catania la possibilità di battere un calcio d'angolo. Torniamo nuovamente quindi sul fronte offensivo ed è la zona del rettangolo di gioco che ci viene ostruito dalle bandiere della Locri, bandierina di sinistra con 6 giocatori in maglia rossa-azzurra, bianca rossa-azzurra all'interno, con di testa la possibilità per Vitale di entrare anche lui nel novero dei marcatori di questa partita, ma troppo debole e la girata di testa Ianni non ha difficoltà ad incrociare, mentre ci danno anche il recupero di questa partita che dovrebbe essere 4 minuti di recupero per ormai chiudere definitivamente il capitolo contro il Locri. Il Catania è venuto col piglio della capolista, il Locri l'ha affrontata con la forza di volontà di chi comunque è secondo in classifica ma non vuole esserlo sul campo. Formazione rossa-azzurra che però ha dominato la partita dalle prime battute, dominato la gara sotto profilo squisitamente tecnico, ma continuiamo a dirlo, reputiamo anche sotto il profilo della preparazione mentale, ed è una delle cose più complicate quando ci sono partite che comunque potrebbero prepararsi da sé, la prima contro la seconda contro la prima, ma è anche facile scivolare in una, diciamo, ipotetica superficialità nell'approccio che il Catania non ha avuto in questa gara. Sarno sulla versante di destra del campo, anche lui autore di un ottimo assist, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore. De Respinis viene comunque anticipato nel momento in cui poteva andare a cercare la deviazione da Paviglianiti, palla messa fuori e calcio d'angolo che ovviamente Sarno intende ancora una volta battere dalla bandierina di destra, con la possibilità di mettere un pallone al centro. Incredibile, ci stava riprovando nuovamente la Catania con una girata di testa a ridosso del lato corto dell'area di rigore di Andrea Russotto, poi la deviazione che però non è arrivata. Ancora una volta dicevamo Andrea Russotto dopo che ci aveva provato il Catania con un altro difensore. Russotto sul fronte di destra, il lungo lancio per De Respinis, ma il pallone che però raggiunge l'attaccante parte nel momento in cui l'attaccante è in posizione già irregolare, fuori gioco, con segnalazione del secondo assistente del direttore di gara. Tutto da riprendere nuovamente, ma ancora una volta il Catania davvero vicinissimo alla manita in questa partita, che invece ci porta alla conclusione con 4 gol all'attivo per il Catania. Hanno praticamente segnato tutti gli attaccanti e anche un difensore come Rapisarda. Paviglianiti sul versante di sinistra viene rincorso da Rapisarda, che ha subito il fallo
sul quale praticamente il senegalese Mbaye si è preso il rosso. Si è ripreso comunque bene, se è vero come è vero che a distanza di alcuni minuti ha realizzato il gol che ha chiuso definitivamente la partita sul piano, dicevamo, della voglia di lottare da parte dell'Ocri, che sotto di 4 reti ovviamente e sotto di un uomo in meno non può che aspettare che si concludano anche questi 4 minuti di recupero che scocchieranno fra una manciata di secondi, 20 secondi alla fine di questo Locri Catania, 20 secondi alla fine di una partita preparata benissimo e vinta strameritatamente dalla formazione rossazzurra, con Rizzo, con Sarno, la giocata di Sarno, c'è ancora la possibilità per mandare in rete Andrea Russotto, che però viene trovato in posizione irregolare. Il gol che realizza serve soltanto per un gesto estletico, mentre l'arbitro fischia 3 volte e adesso alla fine di questa partita le formazioni ritornano nuovamente ad abbracciarsi